Stato di agitazione della Polizia Penitenziaria di Agrigento prevista per il giorno 4 febbraio, con un sit-in innanzi alla sede della Prefettura di Agrigento, a indirlo il SAP, Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria. Tante le motivazioni: poliziotti addetti alla vigilanza dei reparti e quello della vigilanza sul muro di cinta, conosciute come sentinelle, sono costretti a soggiornare in ambienti insalubri, privi talvolta di corrente elettrica e di servizi igienici a norma. Non è un caso, continua il comunicato stampa, che al poliziotto venga rimborsato con il buono pasto perché durante l'espletamento del servizio per carenza di personale non ha potuto fruire della mensa collegata. L'insufficiente organico stabilito dalla legge Madia porta il personale a effettuare turni massacranti, il riposo giornaliero è una chimera, quello settimanale è un'utopia e gli accordi nazionali, regionali e locali raggiunti in tema di lavoro e benessere dei lavoratori sono semplice carta straccia. Ad aggravare la pesantissima condizione lavorativa dei poliziotti del carcere Petrusa, il dovere di gestire senza alcuna formazione specifica, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici, giudiziari, criminali folli che continuano a delinquere anche dentro le galere, aggredendo i poliziotti, insomma una vera e propria ecatombe, una situazione critica anche sotto l'aspetto strutturale. È forse l'unico penitenziario in Italia, quello di Agrigento, dove i riscaldamenti non funzionano e le camere detentive sono prive di docce e illuminazione. All'interno delle camere è comandata manualmente dall'operatore della polizia penitenziaria, rendono di fatto questa una realtà da terzo mondo. A farne le spese gli unici poliziotti che prestano servizio all'interno dei reparti. Per questi e tanti altri motivi, il 4 febbraio la polizia penitenziaria scenderà in piazza per protestare e gridare lo sdegno contro i vertici dell'amministrazione regionale, chiedendo di incontrare Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento.